Amici bellini, aspettando Lindstrom, perché si dice Lindstrom? Vabbè, poi perché me lo sto studiando bene, dobbiamo studiare a partire dal 9, ma soprattutto le caratteristiche, facciamo completezza, perché il Napoli ieri ha giocato, i 3 punti erano importantissimi, quindi pagelle, parole di Garcia, gli screenshot, le cose interessanti, cominciamo! Allora amici bellini, tanto da dire, Danilo del Prete, benvenuto sul canale, a tutti i nuovi iscritti che stanno accorrendo numerosi, vi ringrazio tantissimo, ci siamo divertiti anche ieri in live, è stata una live serena perché il Napoli si è comportato molto bene, il rigore è generoso, lo diciamo subito, perché se diciamo che non c'è quello di Cajuste non ci dovrebbe essere nemmeno quello ieri su Politano, ma tant'è. L'Italia calcistica onestamente sta parlando di un altro rigore e sappiamo a cosa ci riferiamo, ed è uno dei pochissimi esempi di un rigore incontestabile, perché lo dicono tutti, l'ha detto Marelli, lo ha detto Calvarese, lo dicono addetti ai lavori e tifosi, che in questo caso non c'è nessuna interpretazione. Se tu puoi dire però sfiora il pallone, intendeva solo prendere la gamba, intendeva, si disinteressa, qua proprio non c'è proprio nulla da dire. Se si vuole fare il paragone, ma mancavano altri, si entra in una fase di disonestà che non è il caso. Andiamo a parlare di questa partita, abbiamo le pagelle, abbiamo l'analisi tattica, facciamo con un ambrabam molto tattico, andiamo a vedere gli XG del Napoli. È tornato il mio Napoli, onestamente, il Napoli sprecone, il Napoli che tira 25 volte in porta ma becca la porta 5 volte, e quindi questo è il Napoli che conosciamo, ma ci sono anche cose interessanti, perché stiamo cominciando a capire un pochino di più Garcia, come la pensa tatticamente, come la pensa con le sostituzioni, gli esperimenti che fa, e quindi interessante. Il Sassuolo crea onestamente pochissimo, ieri faceva anche molto caldo, quindi il Napoli a un certo punto nel primo tempo, dopo aver parte subito benissimo, perché parte subito con il palo di Raspadori, non era nemmeno un minuto di gioco, poi dopo ci calmiamo un attimo dopo il rigore e andiamo un attimo in attesa, perché vediamo queste cose. Spostiamoci subito sugli screenshot, perché è la cosa più interessante. Ma perché non funziona? Perché non vuoi funzionare? Colpa mia, devo far sparire questo, se no come si fa? Allora, quindi siamo proprio al 52esimo secondo, e qua una palla rubata da Osimhen, si sviluppa bene sulla destra, la catena Politano di Lorenzo sta funzionando veramente bene, dobbiamo dire, proprio nei giorni in cui si parla di Lindstrom. Su Lindstrom vi devo dire una cosa, quindi rimanete attaccati a questo video e lasciate i like, ve li ho chiesti like, mi sono dimenticato, forse non ve li ho chiesti, lasciateli adesso. Si sviluppa l'azione sulla destra, vedete che Raspadori già ha questo istinto di tagliare, non resta qui diciamo nella zona del secondo palo da esterno sinistro, ha proprio l'istinto di andare dentro, e addirittura lui scavalca proprio Zielinski, che fa bene a riempire l'aria. Vedete, sono posizionati proprio bene i giocatori del Napoli in attacco, prendono tutte le posizioni. Osimhen è qui perché aveva recuperato lui palla, taglia benissimo Raspadori che andrà avanti fino a qui, il cross di Lorenzo è precisissimo, Raspadori la prende anche bene, alle volte quando la prendi troppo bene, palo pieno. Qui mi piace sottolineare il lavoro che ha che ha fatto Politano ieri, perché è la cosa mia favorita del ragazzo di Matteo, e quando lui, invece di incaponirsi con il solito dribbling a rientrare sul suo piede preferito che è il sinistro, fa finta di andarci, il difensore ci casca e molto spesso lui riesce poi a andarsene sul fondo, dove poi è costretto, e fa benissimo, a crossare di destro, che non è il suo piede preferito, però quando è ben coordinato e ci arriva bene riesce a fare dei cross di destro morbidi, anche precisi, in un paio di occasioni. In questa occasione il suo cross arriverà a un colpo di testa di Osimhen, che salta praticamente indisturbato e la colpisce anche bene, va fuori di pochissimo. Bellissima azione di Politano per Osimhen. In terza istanza mi piace portarvi questa azione di Anguissa, che si fa tutta la fascia sinistra, guardate quanto è mobile Anguissa, quanto sta bene, si fa tutta la fascia sinistra in velocità, esplosivo, arriva fino in fondo, e qua faccio notare che il cross di Anguissa è giusto all'indietro, Osimhen fa il movimento da attaccante
attaccando ovviamente il primo palo così. E qua mi piace sottolineare che arriva anche Oliveira, che fa una corsa importante. Forse arriva meglio Oliveira di Osimhen. Osimhen arriva un po' sbilanciato e lo disturba quasi. Se Osimhen avesse scelto il secondo palo, probabilmente lì sarebbe arrivato Oliveira per il tiro al volo di sinistro. Si disturbano un po', però sottolineiamo, visto che io dico sempre terzino normale, che però sta lavorando molto bene, anche lui ci sta facendo vedere queste sovrapposizioni interne come fa Di Lorenzo, molto bene. Sempre per completezza, perché parliamo di tutte le occasioni, questo è il fallo di mano, salta proprio tutto sbracciato, chiude gli occhi, qui non vede manco il pallone, insomma ci prova, si butta, e qua la palla, il colpo di testa di Rrahmani era indirizzato verso la porta, quindi rigore innegabile che poi Raspadori sbagli, perché noi dateceli i rigori, non vi preoccupate, dateceli, non ci saranno poi, perché poi noi li sbagliamo, mentre segniamo quello là che per me si poteva anche non dare, perché si vede che il pallone cambia leggermente direzione e lo sfiora il numero 24, che non mi ricordo, ma anche il fatto che non me lo ricordo vuol dire che insomma il Sassuolo non è stato un grande pericolo per noi, insomma la tocca, la sfiora il pallone, poi dopo prende la caviglia, Politano lo becca, però io qua vi dico no, perché se non era Cajuste non è neanche questo. Se sono tutte e due, dateli sempre, allora non fate il discorso i rigorini non si danno, perché poi quello che non avete dato è il rigorone di quell'altra partita di cui non si parla nemmeno. Questo è l'ingresso dell'amore mio di Kvara, che praticamente una voglia di toccare quel pallone, vedete dove si trova e vedete dove la va a prendere la palla. Lui parte ovviamente da qui, dall'esterno sinistro, si fa tutto il cambio, dice dammela a me un attimo, si prende praticamente il pallone dai piedi di Anghissà, in un microsecondo si gira in mezzo a questi due, va all'interno, vede il movimento di Di Lorenzo, che sottolineiamolo che già sta qua, e sottolineiamo anche che Raspadori ancora una volta tende ad andare verso il centro. In questa occasione il Napoli è ancora con un 4-3-3, con Raspadori che è passato a destra al posto di Politano, che è uscito per far posto a Kvara. Raspadori tende ad andare al centro, occupa quello spazio di Lorenzo, quindi è anche una cosa importante, perché quando c'è lo spazio Di Lorenzo lo va a occupare, ci si fida dei compagni. Qui c'è Zielinski, tutto molto bene. Kvara ha un lampo di genio e il pallone di esterno dolcissimo verrà raccolto da Di Lorenzo, che è molto freddo davanti al portiere, non sbaglia. 2 assist e un gol per Di Lorenzo. Tanta roba anche fantacalcistica. E qui facciamo vedere come il Napoli nel finale tenta questo 4-4-2 a tutti gli effetti, quindi con la doppia punta, Simeone un po' più dietro rispetto a Osimhen, ma è una doppia punta a tutti gli effetti. E qua alla palla Kvara, penso sia Kvara lì, sì, avrebbe senso, perché qua abbiamo Oliveira, abbiamo Cajuste, Anghissà, Di Lorenzo, e qua ha senso che ci sia Kvara, potrebbe anche essere Elmas in quel caso, ma non ha importanza. Quello che ha importanza è che entrambi gli attaccanti fanno lo stesso movimento, nessuno si allarga così, perché la prima punta, il movimento istintivo della prima punta, fanno lo stesso movimento e infatti la palla non parte e si ripartirà da dietro. Mentre in questo caso abbiamo ancora Kvara, lo vedete che si sta caricando il suo famigeratissimo timorato di Dio passaggio di esterno dolcissimo, che scavalca il difensore, raso terra, e qua un'altra bella sovrapposizione interna di Oliveira che andrà fino in fondo, cross col sinistro, Osimhen leggermente anticipato proprio per un attimo da un difensore del Sassuolo. Anche questa azione andiamo lisci come l'olio in un Sassuolo che ovviamente era in 10 uomini, quindi teniamo presente anche questo, però sono buoni i principi di gioco, e questa è una cosa sfiziosa di cui parlavamo anche in live. Dopo una scivolata, un recupero palla di Cajuste, anche sa proprio così, prima dice fai tutto tu, appena si libera della palla gli fa proprio un applauso vero e proprio e si cominciano a scambiare il pallone. È importantissimo che i nuovi si comincino ad ingranare, entrino proprio anche nella considerazione dei compagni, perché si devono fidare, e quindi aspettiamo anche quando sarà il turno di Nathan, di cui Garcia ha detto deve ancora imparare troppe cose e quindi non se la sente di metterlo nella mischia. Sfizioso a livello tattico vedere anche come il Napoli, le posizioni medie quando siamo in possesso di palla, vedete che si parlava di queste sovrapposizioni tra Di Lorenzo e Politano, guardate come sono vicini e quindi si possono alternare nella situazione, anche molto vicini Zielinski e Raspadori, perché Raspadori non ama rimanere qui sull'esterno ma si accentra molto e quindi anche lì si crea superiorità numerica molto spesso. Quando il Napoli gioca in velocità con pochi tocchi si creano tante situazioni positive. Juan Jesus un po'
po' più dietro di Rachmani, che ha impostato molto, e anche la posizione parecchio interna di Oliveira ci fa capire un po' come si è mossa la squadra. Mentre in fase di non possesso qualcuno dovrà dirmi se l'ho detto in live o se l'ho detto nella reaction. A un certo punto ve lo dico proprio, dico il Napoli si stava difendendo più che con un 4-4-2 classico con Zielinski vicino a Osi, era proprio un 4-5-1, e guardate bene per una volta, guardate, proprio un 4, cioè proprio preciso, ben stabilito, ben distribuito. Perché? Perché c'era affanno, c'era un caldo pazzesco, perché si studiano gli avversari, perché Garcia evidentemente avrà detto delle cose. Ricordate che Garcia aveva detto non mi era piaciuto tanto come si erano mossi in difesa Osimhen e Zielinski, evidentemente si sarà consultato con i ragazzi, fate così in questa partita, e infatti pericoli non ne abbiamo subiti proprio. Non voglio fare come Petulla e gli altri, io ve l'avevo detto 50 tiri, vabbè, però un pochino, perché chi non mi conosce deve sapere le cose. Allora andiamo a vedere come si sono comportati i ragazzi in campo. Ovviamente inutile fare il recap di tutte le azioni da gol, ne sono state tantissime. Vale la pena, adesso andiamo alle pagelle, di vedere un pochino le parole di Garcia. C'è stato un passaggio secondo me più interessante degli altri. Dice non siamo ancora al meglio sul piano fisico, faceva caldo, però stiamo recuperando Kvara e Anghissà, e molto bene. Il dato negativo è che prendiamo poco la porta, abbiamo tirato molto bene, però prendiamo poco lo specchio della porta. Di Lorenzo vuole giocare attaccante, scherza. Poi c'era un premio vittoria, il premio del riposo. Oggi c'era un riposo stabilito, concordato prima per la vittoria, e quindi sappiamo anche questo. Per quanto riguarda Oliveira rispetto a Mario Rui, anche su questo ci dice Garcia, Mario Rui è stato un po' infortunato durante il ritiro, ha fatto meno amichevoli, ecco, quindi era logico far partire Oliveira. Ancora non ci dà una sensazione di un titolarissimo stabilito, dice Mario Rui ci tornerà utile, però mi sa che se Oliveira si comporta bene anche tatticamente la sua fisicità si farà preferire. Anghissà è cresciuto moltissimo dalla Francia, poi l'esperienza in Inghilterra, in Spagna, adesso anche con noi, è proprio un leader, va tutti i campionati, chissà, mica male. E poi su Nathan lui dice deve imparare ancora l'italiano, il calcio italiano e il calcio del Napoli. Vi ho spiegato bene, è inutile ripetervi su questo, non dobbiamo avere fretta. E ci dice anche un'altra cosa che nessuno stava considerando. Garcia dice lo vedo meno timido, evidentemente il ragazzo è arrivato un po' timido, è arrivato forse magari un po' timoroso, è comunque un guagliunciello che viene dal Brasile, che si vede catapultato nella squadra campione d'Italia, quindi un po' di timidezza, è bene che cresca alle spalle di Juan Jesus, va bene così. Per quanto riguarda Simeone con Osi insieme, lui dice l'ho fatto perché stavamo 11 contro 10 e si può fare quando devi per forza segnare un gol, magari per recuperare una situazione, quindi non è una situazione che lui vuole attuare probabilmente sullo 0-0 a inizio partita, sarà difficile. E poi ci conferma che Osimhen ha dato il rigore a Raspadori, è una cosa che piace. Signori, allora io mi trovo di nuovo in difficoltà con Meret, perché onestamente io gli voglio dare il voto, e il clean sheet è sempre importante. Riempirlo di senza voti nemmeno mi sembra giusto. Fa una parata a terra facile da un tiro dalla distanza, non ricordo altro. Gli diamo 6. Meret saprà che non è una cosa di striminzita, deve stare in porta anche se non arrivano tiri, quindi va bene così. E anche il fatto che insomma con i piedi uno può calcolare tutta una serie di cose del portiere, ma ricorda niente, 6 va benissimo. A Di Lorenzo che gli vogliamo dare? Gli posso dare meno di 8. È la continuità della sua prestazione, la sua capacità di andare avanti e indietro su questa fascia, arriva anche al gol dopo aver fatto 2 assist nella partita precedente, si trova a memoria con Politano, perché poi quando Politano punta e decide stavolta non voglio andare sul fondo, Di Lorenzo gli dà la soluzione e Politano gli lascia il pallone e Di Lorenzo può andare al cross. 8 al capitano, non mi sento di potergli dare di meno. Questa volta alterniamo il voto di Juan Jesus. La volta precedente contro il Frosinone 6,5 a Juan Jesus, 6 a Rachmani. Questa volta Rachmani mi è sembrato in grande crescita sotto tutti i punti di vista, sia di impostazione sia di precisione e tranquillità negli interventi difensivi. 6,5 Rachmani, 6 Juan Jesus, molto positivi entrambi, e voglio premiare con un 6,5 Oliveira per tutto il discorso delle sovrapposizioni che vi stavo dicendo. Mi sta piacendo Oliveira. Anghissà 6,5,
potrebbe essere anche 7 onestamente, però va bene 6,5 perché l'avversario non richiedeva grandi sforzi, però mi è sembrato sul pezzo senza pause. Diamo 6 a Lobotka, un pochino meno coinvolto, probabilmente ne ha sbagliati un paio di interventi, un paio di passaggi, probabilmente meno coinvolto perché vi dicevo il Napoli prova ad essere un pochino più verticale, un po' più diretto. Comunque partita positiva, si prende falli, sa dove smettersi, quindi va bene, gli diamo il 6. E poi perché voglio dare una differenza di prestazione, 6, 6,5 per Achissà, e voglio dare 7 a Zielinski che disegna calcio non fine a se stesso. Questo sia importante, non è un calcio fine a se stesso. Magari il controllo di palla, che può piacere a me, può essere a volte fine a se stesso, alle volte invece disorienta proprio gli avversari che perdono un tempo di gioco e tu puoi scappare. Però a volte fa proprio dei passaggi illuminanti, cose viste non sempre da lui, con tutti e due i piedi, vede traiettorie che di solito non si vedono. Zielinski straordinario, veramente un plus averlo ancora con noi. Per quanto riguarda Politano, io lo voglio premiare con un 7, visto che stiamo sempre parlando, Lozano se deve andare, dobbiamo sostituire anche Politano, devono arrivare le fasce sinistre, arriverà la fascia destra, arriverà questo Lindstrom che ha, fatemelo dire questa cosa perché sennò andiamo un pochino nelle difficoltà, Ambrabam ancora più tattico. Questa è la hit map che ho trovato di Lindstrom, che però l'ho trovata su un SofaScore. Non mi fido al 100% di SofaScore, perché poi se andate a vedere le valutazioni delle caratteristiche di Lindstrom, al di là di quelle che sono le statistiche, non ha tantissimi passaggi riusciti, il cross non è la sua specialità, nel dribbling è molto bravo, il pallone è attaccato al piede, tutta una serie di cose che molti stanno dicendo. Io continuerò a fare un approfondimento, voglio guardare una partita intera, perché gli highlights sono una cosa, mi devo guardare una partita intera. Però dall'hitmap spero che almeno questo sia affidabile. Vediamo che gioca anche sulla destra, è un giocatore di piede destro, sappiamo che può giocare anche a sinistra e anche sotto alla punta, è uno di quei jolly un po' come Raspadori, un po' come Elmas, che lo puoi mettere dappertutto. Però ad oggi io voglio dare un 7 a Politano, perché quando Politano non è prevedibile e non fa sempre la stessa cosa a rientrare, se ne va qua e il difensore non lo segue, cross al centro, colpo di testa di Osimhen di poco al lato, l'ha fatto più volte, si è preso il rigore, contestabile o meno, devo dare 7 a Politano. Do 6,5 a Raspadori, che ci sta facendo vedere un'interpretazione del ruolo diversa da quella di Kvara, meno sulla linea, più dentro, e non è detto che sia sbagliato, poi dà anche una grande mano in tutte le fasi di gioco. 6,5, un po' sfortunato, prende il palo, poi sbaglia il rigore, quindi prende due pali perché mi pare che prenda la traversa. Insomma, arriverà il momento anche di Raspadori. E do 7,5 ad Osimhen, sempre castigo di Dio, recupera palla, anche intervento difensivo qua sulla sinistra a un certo punto, segna un ottimo rigore, e insomma veramente un castigo di Dio Osimhen, non c'è dubbio. E non vi preoccupate se lo vedete arrabbiato a fine partita proprio, però mentre era arrabbiato dava il 5 a Simeone. Se volete notare questi atteggiamenti di Osi, cerchiamo di notarli tutti, dal 5 a Simeone, quindi è comunque un'arrabbiatura che fa parte della partita, il voler fare un gol in più. Adesso magari lui si è messo in testa che deve farne 2 a partita e non sta tranquillo se non li fa, quindi va bene, è grinta, considerate la grinta di uno che ha la mentalità giusta e che vuole sempre spaccare tutto e ha fame e non si sente mai arrivato, ha ancora fame. Il Napoli vince 2-0, poi lui prende il pallone e lo mette al centro, quindi sfruttiamolo finché ce l'abbiamo, perché con Osi là davanti abbiamo serie possibilità di essere molto competitivi fino alla fine. Penso di aver detto tutto, però non voglio, a un certo punto esce Politano al 61esimo ed entra Kvara, che si mette ovviamente qui, Raspadori si sposta a destra, dopodiché all'83esimo la girandola delle sostituzioni, perché entra Cajuste al posto di Zielinski, entra Elmas al posto di Lobotka, può essere che entra Elmas al posto di Zielinski, cambia poco, ed entra Simeone al posto di Raspadori, ed è così che si schiera il Napoli con questo 4-4-2. Si sente proprio Garcia che dice
centrocampista di destra ad Elmas, e quindi è così. E abbiamo questa, lo possiamo anche chiamare 4-2-3-1 se vi piace di più, 2-3-1, perché Simeone è leggermente dietro ad Osimhen, ma a tutti gli effetti fanno entrambi il lavoro della prima punta, quindi la situazione è questa. Lo potete chiamare 4-2-4 come volete voi, come volete, fate Vobis. Questa è una situazione che però, ripeto, è un esperimento che è giusto farlo, si dà un pochino anche di minuti a Cajuste che sono importanti, però stai contro una squadra in 10 uomini, quindi non lo so. Penso di aver detto tutto, quindi da New York, azzurro fluido è tutto. Entra pure Ostigard, perché non lo dobbiamo fare? Facciamo entrare Ostigard, che entra al posto di Juan Jesus se si mette giusto per completezza. Se mi sono dimenticato qualcosa me lo dite voi nei commenti, se vi siete dimenticati di lasciare il like lo potete lasciare adesso, la live è sempre sfiziosa, recuperarla, e poi aspettiamoci, domani ci deve essere un recap probabilmente della Serie A, perché dobbiamo capire questa Lazio che ci interessa moltissimo, e la Lazio mi spaventa che arriva da noi con 0 punti, con Sarri che si lamenta della qualunque. Vi dico già da ora, aspettiamoci il catenaccione della Lazio, speriamo solo che non lo facciano altrettanto bene, perché hanno perso un po' di certezze. Di conseguenza poi parleremo delle altre squadre e parleremo di Lindstrom appena sarà fatto. Qua mi dicono si parla di prestito a 5 milioni con poi un riscatto di 20. Dai, è sfiziosa così, dai.